Abbiamo semplicemente ricordato la vicenda del padre di Dario e Gerlando Montana, ovvero sia la mancata pubblicazione del necrologio, posta in relazione ad altri fatti che sono oggetto del processo, sempre per quanto riguarda appunto il giornale La Sicilia. E abbiamo anche, poi ci siamo permessi di evidenziare, forse come ci aspettavamo, altre parti civili, soprattutto il comune di Catania. Questa è una cosa che ci teniamo a dire, probabilmente dopo quella che è la requisitoria del pubblico ministero, forse il comune di Catania avrebbe avuto alcuni imbarazzi a presentarsi parte civile nei confronti dell'odierno imputato, visto anche quello che è emerso negli atti che hanno riportato anche i giornali e che comunque le carte effettivamente riferiscono di alcuni fatti, diciamo di alcuni non collegamenti assolutamente illeciti, però diciamo collegamenti politici tra questa amministrazione e l'imputato di oggi. Quale significato attribuite alla mancata pubblicazione del necrologio? No, noi non attribuiamo nessun significato, voglio dire, è un fatto storico accertato, immediatamente denunciato da Luigi Montana a tutti gli organi di stampa, ripercorso immediatamente da tantissimi giornali che sono nel fascicolo, e il perché ritengo sia il fatto per il quale oggi c'è processo. Probabilmente, soprattutto in Catania di quegli anni, la parola mafia non doveva esistere. Ricordo che c'era, non so se era il sindaco di quel tempo, che diceva la mafia non esiste a Catania.